Abbiamo avuto un paziente purtroppo che ha rifiutato tutte le cure, anche di rianimazione, ha rifiutato l'intubazione, è venuto da noi, ha rifiutato anche la ventilazione non invasiva e purtroppo è deceduto nonostante tutti i tentativi che abbiamo fatto di curarlo e di fargli spiegare la necessità di certe cure. C'è chi non crede nell'esistenza del coronavirus e tantomeno nelle cure o nella sua prevenzione col vaccino. Anche nel Veneto orientale si contano diversi casi del genere, a volte dall'epilogo drammatico. Nel percorso terapeutico dell'ULS 4 intanto sono comparse le pillole anti-Covid. In pochi giorni sono state effettuate 21 terapie orali. Sono 5 giorni di terapia, 8 pastiglie al giorno, 4 più 4, 4 la mattina e 4 la sera. Non sono allargate a tutta la popolazione Covid positiva, ma hanno delle indicazioni particolari, quali pazienti a rischio di evoluzione verso una forma sfavorevole di malattia. Ciò significa soprattutto pazienti obesi, cardiopatici e broncopneumopatici severi e diabetici scompensati per gli antivirali, mentre i monoclonali hanno le indicazioni anche per gli over 65. Le ospedalizzazioni nell'US 4 rimangono stabili e non rendono necessaria l'apertura dell'ultimo modulo di degenza Covid all'ospedale di Jesolo, ma i contagi corrono al ritmo di 700 al giorno, soprattutto tra i 30 e i 50 anni, contagi che colpiscono anche il personale dell'azienda sanitaria. Abbiamo un centinaio di operatori oggi a casa perché sono positivi e asintomatici, la maggior parte però sono sanitari, quindi confidiamo anche in una possibile apertura da questo punto di vista delle norme e con la possibilità di poter riammettere al lavoro coloro che sono asintomatici, ovviamente con tutte le misure di protezione del caso. I contagi si ampliano anche tra le donne che aspettano un bambino. Per loro è stata attivata una linea speciale con un percorso dedicato, una sala parto dedicata e personale che le assiste in via esclusiva. Abbiamo avuto 67 partorienti trattate con Covid positive. Tutti i bambini di queste donne sono nati senza alcun problema, qualcuno era positivo ma si è ovviamente negativizzato dopo poco tempo